Ritornano ad operare le province, oggi liberi consorzi, stamane l'insediamento di presidente e consiglieri. Sabrina Lattuca domani presenta la lista della DC e tra bilanci e nuovi progetti lancia la sua ricandidatura a sindaco di Realmonte. Commissione parlamentare d'inchiesta ad Agrigento, tappa tra le altre alla discarica di Siculiana e miniera di Realmonte. Il cartello sociale, sulle spalle dei cittadini i costi di quei comuni che non pagano l'acqua e la Regione dichiara nuovo stato di crisi per la siccità. Endocrinopatie, congresso di CRU e Amdea, dall'8 al 10 maggio all'Hotel Caos di Agrigento. Ieri la conferenza stampa, mentre l'ASP dà vita all'ambulatorio cittadino di prossimità per i meno abbienti. Asta del Rotary per raccogliere fondi da impiegare contro la poliomelite e gli attori per caso del Lions di Alfonso Gueli presentano la pièce teatrale Piccoli trascurabili equivoci. C'è un progetto per la tutela dei delfini tursiopi in provincia di Agrigento. Sale a Favara la febbre dell'importante derby di domenica tra Castrum Favara e Licata. I tifosi lanciano l'appello tutti allo stadio. Un saluto dalla nostra redazione. Oggi la presentazione dei nuovi esponenti politici che guideranno le ritornate province ribattezzate liberi consorzi di comuni che dopo la scure imposta dall'allora governo retto da Rosario Crocetta tornano a funzionare. C'era Arturo Cantella. Presidente, oggi l'inizio di un nuovo percorso. Dopo tantissimi anni i liberi consorzi ritornano all'attività, diciamo, sul territorio. Ecco, le sue priorità in questo senso? Sì, oggi a pieno titolo diciamo che entra la politica dopo 12 anni all'interno di questo palazzo. Siamo contenti e siamo contenti anche perché i consiglieri provinciali eletti rappresentano tutto il territorio, a partire da Licata a Montevago, a Cammarata, ad Agrigento, a Favara, quindi a Macchia del Leopardo. Diciamo che i territori sono tutti rappresentati e quindi siccome i consiglieri sono anche consiglieri comunali e sindaci, conoscono quali sono le necessità e le criticità del territorio e porteranno sicuramente le istanze all'interno di questo palazzo per poterle risolvere. Ecco, lei in particolare che idea ha sulle priorità, insomma? Le priorità, io l'ho detto in campagna elettorale, continuo a ribadirlo, la viabilità, la scuola e poi a seguire tutto il resto, perché poi c'è diciamo quello che è il turismo, lo sviluppo economico del territorio. Ecco, ci sarà una maggioranza all'interno del Consiglio, come funzionerà con questo nuovo, diciamo, schema politico? Guardi, noi le liste che mi sostenevano diciamo, hanno avuto 7 consiglieri comunali, ci sono 5 consiglieri comunali delle liste che sostenevano il mio competitor, però diciamo che sono convinto e sicuro che trattandosi di sindaci e consiglieri comunali riusciremo a trovare la sintesi, a collaborare tutti assieme per il bene di questa provincia. Il libero consorzio è impegnato fattivamente nella realizzazione del progetto aeroporto di Agrigento. In questo senso dovrà dare delle risposte all'ENAC che ha chiesto ulteriori chiarimenti, ma ciò comporta anche un impegno economico notevole. Sì, guardi, io in questi giorni non ho avuto tempo perché diciamo sono giorni istituzionali, quindi di conoscere i dirigenti, conoscere gli impiegati, fare le visite istituzionali a tutte le autorità diciamo presenti alla provincia. Dalla prossima settimana ci dedicheremo anche a questo. Sul ruolo di 2025 Agrigento Capitale della Cultura, quale sarà il vostro impegno? Ma sul ruolo 2025 Capitale della Cultura sicuramente il nostro impegno sarà massimo. Io l'altro ieri ho incontrato la dottoressa Cucinotta, abbiamo iniziato una prima interlocuzione, noi cercheremo di dare tutto quello che c'è possibile
affinché questa provincia di Agrigento, perché Agrigento capitale della cultura poi racchiude tutta la provincia, quindi è da lustro a tutta la provincia, allora da parte nostra ci sarà tutta la collaborazione affinché ci sia un cambio di tendenza e si porti veramente alto il nome di Agrigento. Le risorse finanziarie saranno messe a disposizione da parte sia della Regione che dello Stato? Guardi, in questo noi ci lavoreremo perché innanzitutto chiederemo di togliere il prelievo forzoso che è stato fatto nei confronti della provincia fino ad ora, perché noi abbiamo bisogno di lavorare e di dare risposte, ma per dare risposte abbiamo bisogno delle finanze, quindi la Regione e lo Stato ci devono venire incontro, darci aiuto e comunque noi chiederemo con forza assieme a tutti gli altri presidenti dei liberi consorzi della provincia affinché ci venga ridato quello che era già nostro. E domani alle ore 19 in piazza Umberto Sabrina Lattuca presenta la lista della Democrazia Cristiana e la sua ricandidatura ufficiale a sindaco di Realmonte. Giovedì presso piazza Umberto I a Realmonte alle ore 19 ci sarà la presentazione della lista della Democrazia Cristiana con candidata a sindaco Sabrina Lattuca. È un sogno che si realizza, dice, poiché a distanza di circa 30 anni torna il partito con una candidatura politica interamente democristiana. Per questo sogno, dice Lattuca, voglio ringraziare tutto il partito, in particolare il segretario nazionale Totò Cuffaro, quello regionale Stefano Cirillo, quello provinciale Antonietta Vita e il nostro capogruppo all'Ars, onorevole Carmelo Pace. Nel programma, dice Sabrina Lattuca, abbiamo inserito gli obiettivi raggiunti negli ultimi anni con l'apporto della Democrazia Cristiana, finanziamento riqualificazione Giallonardo, più di 3 milioni di euro, istituzione della Fondazione Scala dei Turchi con legge regionale e da ultimo 100.000 euro per la riqualificazione di Punta Grande Scavuzzo. Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari ad Agrigento, tappe, tra le altre, alla discarica di Siculiana, alla miniera di Realmonte e poi incontro in prefettura. Sentiamo. Missione in Sicilia, nelle province di Agrigento e Catania, giovedì 8 e venerdì 9 maggio, di una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ed altri illeciti ambientali e agroalimentari, presieduta dal deputato Jacopo Morrone. Prima tappa della delegazione, composta dal presidente Morrone e dai commissari onorevole Eliana Longi e Calogero Pisano e senatori Pietro Lorefice e Luigi Spagnoli, sarà la discarica di Siculiana, a cui seguiranno le visite alla miniera di Salgemma di Realmonte e successivamente all'azienda agricola Villa Tena Farm, dove è previsto un incontro con il presidente e alcuni produttori del consorzio di tutela del pistacchio di Raffadali DOP. Nel pomeriggio trasferimento alla zona industriale di Agrigento con visita al sito Ecoface e in seguito a Licata per un sopralluogo all'impianto di rifiuti Omnia in contrada Piano Bugiades. Termina la giornata con un incontro informale in prefettura con il prefetto di Agrigento e le autorità locali. Il programma è articolato seguendo 2 filoni di inchiesta, il primo sul trattamento dei rifiuti, il secondo sui prodotti agroalimentari e a tutela delle aziende nazionali produttrici delle eccellenze made in Italy messe a rischio da illeciti e concorrenza sleale. La mattinata di venerdì 9 maggio è interamente dedicata alla cerimonia di inaugurazione dell'opera murale raffigurante il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, ucciso su ordine di Cosa Nostra il 3 settembre dell'82 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo.
E adesso la vicenda del rincaro delle bollette idriche. Il cartello sociale della provincia di Agrigento prende atto della decisione assunta da 24 sindaci del territorio di procedere all'aumento delle tariffe idriche. Una scelta difficile che, come dichiarato dagli stessi primi cittadini con onestà intellettuale, non ha come obiettivo il salvataggio dell'AICA, ma piuttosto quello di evitare il dissesto finanziario dei rispettivi comuni. Tuttavia, il vero nodo irrisolto rimane. Alcuni sindaci non hanno ancora versato le quote di capitale sociale e non hanno utilizzato i fondi del prestito regionale destinati all'avvio della società consortile. Alcuni, sottolinea il cartello sociale, colpevolmente prendono l'acqua senza pagarla, affamando AICA, esponendola al rischio fallimento e di fatto facendo pagare ai cittadini quanto da loro non versato. Ancora parliamo di acqua. Sicilia senza pace per l'approvvigionamento idrico. La regione dichiara un nuovo stato di crisi per la siccità. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo, ha dichiarato un nuovo stato di crisi ed emergenza regionale a causa della siccità per il settore agricolo e zootecnico che avrà la durata di un anno. Per l'attuazione degli interventi urgenti in favore degli agricoltori e degli allevatori siciliani, il presidente Renato Schifani ha nominato commissario il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura, Fulvio Bellomo. Inoltre, vengono prorogati gli effetti dell'ordinanza commissariale con cui, attraverso la messa in funzione dell'adduttore consortile San Carlo, era stato disposto il trasferimento dell'acqua dalla diga Gammauta, nel Palermitano, al Lago Castello, che rifornisce il comprensorio agrigentino ad uso irriguo e potabile, salvaguardando così le produzioni agricole della zona, a partire da Ribera e Bivona. Una decisione resa necessaria dall'andamento meteorologico dei primi mesi del 2025 che non ha prodotto un superamento soddisfacente delle condizioni di siccità culminate nella grave crisi che ha interessato tutto il settore nei 2 anni precedenti. Il commissario Bellomo avrà il compito di individuare interventi strutturali nel settore di interesse agricolo da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica, per la salvaguardia degli allevamenti e per le produzioni agricole. E Agrigento si prepara all'importante evento che al centro ha ogni anno le patologie legate all'ambito della endocrinologia e del diabete. Ieri presso l'Ordine dei Medici si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di questo evento. Un momento sicuramente bello, interessante per la medicina e per Agrigento, che vede appunto coinvolti tantissimi specialisti nel settore endocrinologia e diabetologia. Noi siamo veramente molto orgogliosi di organizzare per la 7ª volta questo evento così grosso che vedrà coinvolti moltissimi colleghi di spessore culturale molto elevato della nostra nazione, non solo regionale ma dell'intera nazione, e che porteranno ad Agrigento le loro conoscenze e che permetteranno anche, attraverso un confronto proprio diretto con i colleghi sia specialisti che di medicina generale, per poter appunto fare il punto sulle nuove novità che ci sono sempre ogni anno e che permettono appunto e quindi dare il meglio per i nostri pazienti perché possano essere curati con il miglior modo possibile. Sì, saranno 3 giorni di grande interesse scientifico, saranno 3 giorni in cui ci sarà un confronto tra i maggiori esperti nazionali di endocrinologia, ma non solo endocrinologi, avremo anche cardiologi, radiologi, ginecologi, andrologi, perché sicuramente il tema portante di questo congresso sarà l'obesità, visti i nuovi farmaci e le nuove possibilità terapeutiche che si sono presentate negli ultimi mesi e che ci permettono di affrontare meglio la patologia diabetica, ma non soltanto il diabete, parleremo anche delle problematiche andrologiche, le problematiche ginecologiche, che spesso poi sono correlate anche a problematiche metaboliche, alle patologie della tiroide, alle patologie del surrene, quindi un programma molto vasto. Abbiamo circa 150 tra relatori e moderatori, più tutta la comunità scientifica argentina. Penso che saranno 3 giorni veramente come ogni anno aspettiamo con ansia, diciamo così, questo congresso organizzato dal dottore Russo, in quanto è sotto gli occhi di tutti che la popolazione italiana sta invecchiando e con l'aumentare dell'età diciamo che aumentano pure le cronicità.
malattie croniche che rappresentano uno dei problemi, diciamo, principali della nostra sanità, in quanto questo comporta l'elaborazione di modelli strutturali e anche variabili che vanno praticamente ad intersecarsi con quelli che sono i bisogni naturali del cronico nel corso della sua patologia. Ed è per questo motivo praticamente che noi siamo stati e siamo in campo e non solo noi, ma tutto questo noi lo possiamo ottenere dei buoni risultati grazie all'interazione tra territorio ed ospedale e medicina generale. La medicina generale che come tutti sappiamo sono dei presidi di sanità che capillarmente raggiungono, diciamo, tutti i posti e quindi raggiungono anche le patologie. Detto questo, noi abbiamo accolto come dire, con molta siamo entusiasti di questo evento perché è un motivo di confronto ed è un modo come dire, portare avanti quelle che sono le nostre problematiche di concerto con gli specialisti anche ambulatoriali. Dottor Leonardo Russo, lei è un po' il motore di questa iniziativa. Avete detto in conferenza stampa che da diversi mesi che ci lavorate e che sicuramente quest'anno sarà un evento particolare rispetto alle precedenti iniziative. Sì, parto proprio da quest'ultima considerazione. Permettetemi di ringraziare tutte le figure che parteciperanno a questo congresso, al primo congresso nazionale della community, non solo endocrinologi, non solo metabolisti, ma biologi, nutrizionisti, infermieri e specialisti di altre branche che con noi lavorano strettamente e nella quotidianità per gestire la salute dei nostri pazienti, per cui un congresso che nasce proprio da una pluralità di figure che navigano tutte nella stessa barca e che quindi devono dare quelle risposte che oggi sono essenziali per il nostro paziente. Agrigento oggi si porta alla ribalta di un percorso nazionale dove chiaramente ci saranno tante figure, tanti esperti, non solo in campo nazionale ma anche in campo internazionale, che saranno presenti in questo evento e che quindi daranno lustro a quelle che sono le problematiche che verranno trattate, dall'obesità alle patologie metaboliche associate al diabete, alle malattie andrologiche, alle malattie endocrine, al nodulo tiroideo, al tumore della tiroide. È chiaro che tutte queste sono delle sfaccettature che verranno valutate e approfondite. Ringrazio poi tutte le altre figure che ci hanno permesso di organizzare dei corsi di formazione, dagli infermieri ai podologi, che hanno organizzato un evento formativo per ciò che concerne il piede diabetico, i radiologi con cui noi abbiamo organizzato un evento di diagnostica ecografica del collo, tutti gli esperti che si occupano di tecnologie specialmente nel diabete di tipo 1, i biologi nutrizionisti e i colleghi che si occupano di nutrizione per tutti quei pazienti che hanno necessità di un supporto e che hanno delle pluripatologie che necessitano quindi di un inquadramento. Allora, le novità sono che con il DM77, con l'applicazione di quelle che sono le nuove regole, le nuove norme, la sanità sta subendo una rivoluzione epocale, effettivamente. Agrigento sta vedendo in questo momento la prima casa della comunità provinciale, è stata una delle prime della regione Sicilia, forse è stata la prima dove abbiamo avuto il vero inserimento dei medici di medicina generale in collaborazione con gli specialisti. Questo percorso ci sta portando a cercare di attivare dei nuovi percorsi, per l'appunto, che consentono di monitorare meglio e in tempo reale i pazienti con le patologie croniche obiettive. Stiamo lavorando per attivare la telemedicina anche per il diabete, siamo già in itinere per la telemedicina per le patologie cardiologiche, ma quella per il diabete, che copre una maggiore fetta della popolazione, sta subendo una evoluzione, anche questa che sarà epocale. Utilizzeremo una piattaforma che ci consentirà un monitoraggio costante e continuo in tempo reale, ma di cui parleremo meglio in seguito quando sarà realmente fattiva. Ecco, il ruolo dell'OPI in questa iniziativa. Ma sicuramente il ruolo dell'infermiere all'interno di questa tematica, che è la diabetologia di tipo 1 e tipo 2, è essenziale. È stato detto già precedentemente che
il territorio sta evolvendo sotto un punto di vista assistenziale e l'infermiere di famiglia in questo caso diventa un ruolo fondamentale. Sindaco, un convegno sicuramente di altissimo livello medico-scientifico dove partecipano oltre 150 medici, qui ad Agrigento anche in occasione di 2025. Sì, è un grande convegno medico nato circa un anno fa in un pranzo con il dottore Russo, il dottore Montalto e il dottore Galluzzo. Hanno voluto fortemente che si incasinasse nel programma di Agrigento 2025 perché si parla di cultura a 360 gradi, ci saranno tantissime specialità che collaboreranno per l'interesse del paziente che non è soltanto solo lui il centro dell'attenzione, ma anche una sfera familiare o chi comunque ruota attorno a una tipologia di patologia che spesso sono delle patologie sociali. Ringrazio gli organizzatori. Come ho detto poco fa, questo è un grande evento che dal punto di vista turistico e culturale può essere anche interessante dal punto di vista economico per la nostra città. Oggi la presentazione di questo convegno è un momento sicuramente da un punto di vista medico particolarmente importante per la nostra città. È importante perché un convegno di levatura alta, dove ci sono tanti professionisti eccellenti, che daranno e porteranno le ultime acquisizioni nei termini scientifici per quanto riguarda il diabete, per quanto riguarda le tieopatie, per quanto riguarda l'andrologia. E quindi grazie a questi tre colleghi endocrinologi, ai dottori Filippo Montalto, a Giovanni Galluzzo e a Leo Russo, per avere sempre organizzato questi convegni sempre migliori e sempre con più professionisti. E ancora in tema di sanità c'è un ambulatorio di prossimità dedicato a soggetti in stato di vulnerabilità socio-economica con mancanza o instabilità di reddito, di lavoro, di abitazione e stranieri in genere in precarie condizioni economiche. L'iniziativa è dell'ASP di Agrigento e la struttura si trova in via Esseneto al numero 12 al secondo piano dell'ex poliambulatorio. È attiva il lunedì e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 senza prenotazioni. Parliamo di ambiente perché la biodiversità è stata al centro di un incontro tra l'assessore all'istruzione del comune di Cammarata, Maria Concetta Mangiapane, il segretario del WWF Mazzotta e i bambini della scuola dell'infanzia di Cammarata. Una mattinata all'insegna della bellezza del sapere, come i volontari del WWF Sicilia, area mediterranea, hanno voluto intitolare il ciclo di incontri nelle scuole di quest'anno. A tutti i bambini è stato poi consegnato un attestato di nomina quali guardiani della bellezza dal sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane. Pagamenti alle imprese arrivano dalla regione 114 milioni. Pagamenti alle imprese, Schifani. Via libera all'erogazione di ulteriori 114 milioni di euro. Abbiamo dato il via libera a 114 milioni di euro di pagamenti a favore di imprese ed enti. Ad annunciarlo è il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, a seguito della firma del decreto del ragioniere generale che approva il primo riaccertamento parziale dei residui passivi. È un importo estremamente significativo, aggiunge Schifani, che si aggiunge alle risorse già erogate da inizio anno, grazie alle nostre politiche di gestione e accelerazione della spesa pubblica regionale. Il decreto ha un valore di 715 milioni di euro, 114 milioni sono immediatamente liquidabili e pagabili, 59 milioni sono stati cancellati, mentre 540 milioni, a seguito di reimputazione nel 2025, saranno liquidati durante quest'anno al realizzarsi delle condizioni di esigibilità. 2 milioni, infine, sono stati reiscritti in anni successivi al 2025. Da inizio anno, a valere sui residui, sono stati già pagati 710 milioni di euro in forza di un'interpretazione delle norme contabili che ha portato la Regione al superamento della prassi che portava al congelamento di tutti i pagamenti in attesa dei riaccertamenti. Con il completamento del riaccertamento parziale dei residui passivi impegnati a valere su fondi regionali appena realizzato, inizia il riaccertamento dei residui attivi che porterà alla definizione dei residui passivi impegnati a valere su fondi extraregionali e all'adozione del provvedimento definitivo.
E adesso qualche notizia tra cronaca e giudiziaria. Dopo la notifica del preavviso di diniego da parte della questura di Agrigento, un quarantenne agrigentino ha ottenuto il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. La questura in particolare ha assunto le puntuali e articolate osservazioni presentate dall'avvocato Francesco Cristian Schembri, difensore del giovane, riconoscendo l'insussistenza di motivi ostativi attuali e concreti. Bruciata l'auto di un infermiere. Il fatto si è verificato ieri notte in via Guglielmo La Marca a Licata. Probabilmente si è trattato di un incendio di natura dolosa che ha devastato un Alfa Romeo Giulia di proprietà di un infermiere 48enne di Licata in uso al figlio 23enne. Il rogo sarebbe stato appiccato da un ignoto individuo. Sulla carrozzeria del mezzo sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile. E da un rogo all'altro un incendio ha devastato un furgone adibito alla vendita di prodotti ittici di proprietà di un 45enne agrigentino. È successo nella frazione di Villa Seta. L'allarme è stato dato da alcuni residenti della zona. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e gli agenti della Polizia di Stato. Completata l'opera di spegnimento, i vigili del fuoco avrebbero rinvenuto una bottiglietta che fa propendere per una origine dolosa del rogo. Nella mattinata odierna, in Partanna, nel Trapanese, militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, supportati in fase esecutiva da personale dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e dei comandi Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di 5 persone, di cui 3 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 2 della misura dell'obbligo di dimora, con prescrizione di presentazione alla polizia giudiziaria, tutti indagati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, porto abusivo di armi, tentata estorsione e favoreggiamento personale. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha consentito di acquisire gravi indizi circa la convergenza di illeciti interessi di esponenti di spicco della famiglia mafiosa di Partanna, Mandamento di Castelvetrano, e imprenditori operanti nel settore edile e oleario per il controllo sul territorio e delle locali attività imprenditoriali mediante azioni consistite in turbativa della procedura concorsuale indetta dal Tribunale di Sciacca per l'acquisizione di un capannone industriale, condizionamenti nell'aggiudicazione degli appalti pubblici in favore degli stessi indagati e altri soggetti contigui al sodalizio, assunzione di familiari in imprese olivicole locali, ricorrendo a forme di intimidazione nei confronti dei legali rappresentanti, forme di imposizione, atti intimidatori e minacce per la risoluzione di controversie fra privati. Fra i destinatari della misura cautelare anche il 60enne che già, tratto in arresto il 16 gennaio 2023 quale autista di Matteo Messina Denaro, si sarebbe reso responsabile di un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore proprio nel settore oleario allo scopo di garantire il sostegno economico dell'ex latitante. È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono allo stato solamente indiziati di reato pur gravemente e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata solo dopo l'emissione di una sentenza passata in giudicato. E adesso parliamo del sindaco di Comitini, Nigrelli, che ha incontrato a Roma il generale Portolano e il museo del tricolore è stato al centro del loro dialogo. Ieri mattina a Roma il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli è stato ricevuto dal capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano. Abbiamo parlato del nostro paese e della sua storia, dice il sindaco Nigrelli, e soprattutto del Museo del Tricolore che è stato inaugurato lo scorso novembre. Ed abbiamo illustrato anche le iniziative che si svolgeranno il prossimo 3 luglio per ricordare la sommossa dei patrioti che sulla cima della pietra fecero sventolare la bandiera tricolore, per la prima volta in provincia di Agrigento.
Il generale si è detto molto compiaciuto per le iniziative. Insieme sono state delineate alcune linee guida di coinvolgimento e partecipazione alle prossime iniziative per la festa del tricolore. Il sindaco Nigrelli era accompagnato da Alfonso Bugea a nome del comitato scientifico, composto anche da Nino Contino, Salvatore Parello e Benedetto Raneri. Ci fermiamo adesso per la pubblicità e torniamo tra pochissimo. Sconfiggere la poliomelite. Dalla mostra Viva Orizzonti Sensibili dell'universo femminile viene fuori un'asta di beneficenza del Rotary ad Agrigento. I particolari. A sostegno della campagna globale Unpolio Now, il Rotary Club di Agrigento organizza per domani alle ore 19 un'asta di beneficenza nell'ex chiesa di Santa Sofia presso la sede del comune di Agrigento e del Teatro Pirandello. Nel corso della serata verranno battute all'asta 25 opere fotografiche tratte dalla prestigiosa mostra Viva curata da Benedetta Donato, progetto artistico che celebra la cultura e l'arte attraverso il tema Orizzonti Sensibili sull'universo femminile, realizzato in occasione dell'anno di Agrigento Capitale della Cultura. I 25 rinomati fotografi hanno donato le loro opere artistiche, ciascuna dal valore effettivo stimato tra 1.000 e 4.500 euro per la nobile causa dell'eradicazione della poliomelite nel mondo. Per incentivare la partecipazione, l'offerta base per ogni opera d'arte è stata fissata in 300 euro, ben al di sotto del valore reale. Sarà dunque un'opportunità unica per amanti dell'arte e collezionisti per acquisire opere di grande pregio e contribuire così al contempo ad una causa di fondamentale importanza. Il ricavato dell'asta sarà interamente devoluto alla Rotary Foundation, che da oltre 25 anni è in prima linea nella lotta contro la poliomelite. Tra i promotori dell'iniziativa il presidente del Rotary Club di Agrigento, Alfonso Lozzito, con il direttivo, i soci e il consigliere delegato Fujifilm Healthcare Italia, Davide Campari. E adesso teatro, la compagnia Attori per caso diretta da Alfonso Gueli torna domenica al Teatro Pirandello con un nuovo spettacolo, Piccoli Trascurabili Equivoci. Gueli, ospite della nostra redazione, ci ha anticipato l'interessante pièce. Alfonso Gueli, regista della un'altra rappresentazione della compagnia Attori per caso, che ha messo su e che lavora ormai annualmente con delle rappresentazioni di pregio, e questa volta propone Piccoli Trascurabili Equivoci. Intanto un cenno su questa compagnia Attori per caso, che nasce proprio per caso, però di fatto si è anche abbastanza consolidata. Sì, la compagnia è nata appunto per caso nel 2011 all'interno del Lions Club Agrigento Host. Un nostro amico ha detto: ma dato che tu scrivi e hai pubblicato testi teatrali e rappresentati, perché non facciamo qualcosa anche dentro il Lions? All'inizio mi sembrava un'idea un po' assurda, perché io conosco le difficoltà del fare teatro, però siamo andati avanti. La prima volta l'abbiamo fatto nel 2012 alla Posta Vecchia per beneficenza, ma per beneficenza è stato poi ogni anno. Però siccome la gente ha gradito, ci ha incoraggiato, allora questa esperienza è continuata ogni anno, tranne il periodo del Covid che abbiamo dovuto sospendere. E devo dire che abbiamo avuto un grande afflusso di pubblico, molti attestati, per cui abbiamo continuato. Siamo arrivati quest'anno alla 10ª commedia. Io sono autore più che regista, faccio il regista per necessità e proviamo a casa mia, cioè casa mia è trasformata in un palcoscenico, per mesi rimane così, insomma, entrano, escono, eccetera. E cosa ci raccontano questi Piccoli Trascurabili Equivoci? Piccoli Trascurabili Equivoci è una commedia che si basa su due momenti. Un momento in cui i protagonisti parlano, è una coppia, i protagonisti sono una coppia con la madre di lei, rapporti conflittuali, e dall'altra parte del palcoscenico c'è l'opinione pubblica, cioè un numero di persone sedute intorno a un tavolo, che potrebbe essere un circolo culturale, che dicono di occuparsi solo degli affari loro,
che sono lì per parlare, per passare un po' di tempo e che non vanno pettegolezzi, invece si occupano soltanto dei fatti degli altri. Ecco, volevo mettere in evidenza questo aspetto che spesso determina situazioni non previste, perché la gente a volte, a me è capitato anche personalmente in passato, non solo travisa quello che si dice e quello che succede, ma addirittura dice l'opposto. Quindi c'è questo continuo scambio fra situazione che si va svolgendo, anche con riferimento al passato, e situazione attuale di questi qua che dicono: ma guarda tu, ma torneranno insieme, sono tornati insieme, lo dicevo io. Insomma, è l'opinione pubblica, infatti la protagonista a un certo punto dice: già, voi siete l'opinione pubblica intoccabile, ma andate al diavolo, perché insomma entrano pesantemente nella vita delle persone. Questo penso che si verifichi tutti i giorni, in tutte le città, e ho voluto fare questa cosa un po' nuova rispetto alle commedie precedenti, cioè questo dualismo tra realtà e finzione, perché alla fine l'opinione pubblica molte volte vuole credere in certe cose a prescindere dalla verità, dalla realtà. E quindi dove e quando il pubblico può vedervi? Ecco, domenica 11 maggio alle 18 al Teatro Pirandello, posto unico, 10 euro il biglietto per beneficenza, ma già almeno 450 biglietti sono stati venduti, quindi insomma come ogni anno avremo un bel afflusso. E c'è un progetto che si chiama Delfini in Scena per la tutela e la ricerca sui tursiopi in provincia di Agrigento. Sensibilizzare i giovani, promuovere la tutela della biodiversità e avvicinare la comunità locale alla ricerca scientifica. Sono questi i pilastri di Delfini in Scena, il nuovo progetto promosso dall'Associazione Meris Mediterraneo Ricerca e Sviluppo guidata dalla favarese Jessica Alessi e realizzato grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. L'iniziativa prenderà vita lungo la costa agrigentina, coinvolgendo 80 studenti delle scuole secondarie della provincia in attività di monitoraggio dei delfini della specie tursiope, tra i simboli del Mediterraneo. Studenti saranno protagonisti della ricerca. Tra maggio e settembre 2025, i giovani partecipanti avranno la possibilità di affiancare i ricercatori durante 20 uscite in mare, contribuendo alla raccolta di dati utili alla conservazione della fauna marina. Ogni esperienza sarà preceduta da momenti formativi per approfondire i temi della biodiversità, delle tecniche di monitoraggio e del ruolo fondamentale della citizen science. L'obiettivo principale è duplice. Da un lato, sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della tutela del patrimonio naturale, dall'altro, raccogliere informazioni utili per proteggere una delle popolazioni di delfini costieri più significative del Mediterraneo. Secondo i dati raccolti da Meris, nella sola area di Agrigento sono stati identificati oltre 80 individui di tursiope, specie considerata vulnerabile e ancora oggi priva di adeguate misure di salvaguardia nella zona. E adesso lo sport, parliamo di un importante derby che si terrà domenica a Favara tra Castrum Favara e Licata. Sarà una giornata storica per la squadra locale e la tifoseria ha lanciato un appello: tutti allo stadio. Giuseppe Moscato. Una partita, un campionato, ne sono ben consapevoli tutti, soprattutto i tifosi giallo-blu che si sono stretti attorno ai ragazzi del Castrum Favara per far sì che lo stadio Bruncoleri domenica sia pieno, per sostenere i ragazzi, per sostenere i colori, per far sì che tutto quello che è successo in questo splendido campionato, di questa splendida matricola, non vada perduto. Certo, c'è qualche rammarico, qualche preoccupazione, qualche riflessione, ma adesso tutti i commenti sono stati messi da parte della società, dei tifosi, dei tecnici, degli stessi giocatori. L'unico pensiero è quello di concentrarsi per domenica prossima, per far sì che il campionato nazionale di Serie D, questo girone I importante e per certi versi anche un po' falsato dal ritiro dell'Acragas, non sia stato inutile. È stata proclamata una giornata giallo-blu speciale, di quella che vuole allo stadio tutti i cittadini, tutti quei tifosi grandi e piccini che hanno a cuore i colori della società.
naturalmente allenamento intenso, naturalmente soprattutto incontro psicologico per far sì che domenica prossima con serenità ma soprattutto con grande determinazione si affronti questo derby interno con il Licata. L'unico rammarico che è di tutti è che purtroppo una agrigentina dovrà retrocedere assieme all'altra, ovvero all'Acragas, ma qui a Favara c'è sicuramente la speranza, anzi forse la certezza che non sarà il Castrum Favara a dover tornare indietro, ma proseguirà nel cammino il prossimo anno nel campionato di Serie D. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla sulla 93 alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino, su 268 delle Smart TV in tutta Italia e naturalmente sui nostri canali social e il sito www.televideoagrigento.tv. Arrivederci alle prossime edizioni.